come stai? Volevo farti questa domanda perché stiamo vivendo in un tempo difficile e prego che questo messaggio possa portarti speranza. Sai, nella Bibbia c'è una donna che si chiama Maria che aveva due fratelli, Marta e Lazzaro. Un giorno Lazzaro si ammala e quindi Marta e Maria mandano a chiamare Gesù, che era famoso perché sapeva curare i malati. E loro erano sue amiche, quindi sapevano che Gesù sarebbe arrivato e che avrebbe guarito Lazzaro, no? E passa un giorno, passano 2 giorni e Gesù non arriva. Alla fine Gesù arriva quando Lazzaro ormai era già morto ed era pure stato sepolto. Maria viene fatta chiamare da Gesù, arriva e gli si getta ai piedi e piena di tristezza e di rabbia gli dice: perché non sei venuto prima? Se tu fossi venuto prima adesso mio fratello sarebbe vivo. E sapete, Gesù aveva appena detto a sua sorella che lui era la vita e la risurrezione e che non era venuto lì per partecipare al funerale di Lazzaro, ma per tirarlo fuori da quella tomba. Eppure, davanti a Maria, Gesù piange. Gesù piange. Io mi sono sempre chiesta perché Gesù si è messo a piangere, no? E io credo che più che un miracolo, Maria aveva bisogno di un amico che in quel momento fosse lì con lei. E oggi voglio incoraggiarti perché forse non hai ancora visto la soluzione, ma Gesù vuole portare consolazione al tuo cuore. E quindi, prima che le tue lacrime si trasformino in gioia, prima che tu veda il miracolo, Gesù è già qui. Gesù è già qui e vuole ed è intenzionato a portare consolazione al tuo cuore.